Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. La cronaca in apertura: a Pasiano sono stati rintracciati dai carabinieri 6 afghani, di cui 4 minorenni, tutti sprovvisti di documenti. I 6 denunciati all'autorità giudiziaria, dopo i controlli, sono stati affidati a 2 strutture di accoglienza dove osserveranno la quarantena. Un cittadino di Pasiano li aveva visti camminare lungo la strada in località Traffe e subito ha segnalato la loro presenza alle forze dell'ordine. Al controllo dei carabinieri della stazione di Prata è risultato che il gruppetto di stranieri fosse composto da 2 maggiorenni e 4 minorenni, tutti afghani e sprovvisti di documenti. Dopo l'identificazione negli uffici della compagnia di Sacile, per loro è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri. Al momento sono in corso ulteriori verifiche per accertare la dinamica di ingresso nel nostro paese, dove i 6 sono verosimilmente entrati a bordo di un autotreno proveniente da paesi del vicino confine sloveno, quindi scesi dal veicolo e allontanatisi a piedi fino al loro rintraccio. I giovani sono stati visitati dal personale sanitario del 118, rifocillati e fotosegnalati. I 2 maggiorenni sono stati affidati alla cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, mentre i 4 minorenni sono stati presi in carico dalla cooperativa Impresa Rete di Montereale Valcellina. Come disposto dalla prefettura di Pordenone, rimarranno in struttura per un periodo di quarantena. Il comune di Porcia oggi ha consegnato gli attestati di benemerenza a 2 carabinieri della compagnia di Sacile che lo scorso maggio hanno salvato la vita a una ragazza che voleva suicidarsi. L'8 maggio del 2020, in pieno lockdown, avevano salvato la vita a una ragazza di Porcia che voleva suicidarsi. Oggi l'appuntato scelto Francesco Masutti e il vicebrigadiere Vincenzo Cefalù sono stati premiati per quel gesto con 2 benemerenze da parte dell'amministrazione comunale di Porcia, con in testa il sindaco Marco Sartini, la vice Lorena Blarasini e il presidente del consiglio comunale Fabio Dell'Agnese. Sempre di più nella fase di lockdown i problemi sul territorio sono in un certo senso esplosi, l'Arma è sempre stata vicina alle istituzioni. Io nei quasi 2 anni di mandato ho potuto apprezzare la loro capacità, soprattutto la loro umanità nel risolvere i problemi prima ancora che far rispettare l'ordine in modo forte. I 2 militari della stazione di Fontana Fredda fanno parte della compagnia di Sacile, il cui comandante ha ringraziato il comune per l'attenzione e posto l'accento sul ruolo dei carabinieri. Ferma determinazione, altissima professionalità, ma soprattutto profonda umanità e non comune sensibilità hanno distinto l'intervento di questi militari, che hanno tratto in salvo la ragazza, che sicuramente avrebbe avuto purtroppo conseguenze anche tragiche se non fossero intervenuti. Non sappiamo mai a tutte le ore del giorno e della notte cosa ci aspetta, e quindi la nostra mission, la nostra professionalità, il nostro senso del dovere deve essere sempre presente e animarci per affrontare qualsiasi difficoltà. Per i 2 carabinieri sono in arrivo anche gli encomi da parte dell'Arma e la segnalazione per l'onorificenza al merito della Repubblica. E passiamo ai numeri odierni sul fronte coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia, su 5.873 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 294 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,01%. Sono inoltre 2.718 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 174 casi, 6,40%. I decessi registrati sono 6, dei quali 1 nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono 56 e quelli in altri reparti 348. Numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E l'aumento del tasso di positività e dei contagi, in un trend costante negli ultimi giorni nella nostra regione, preoccupa il mondo della sanità. Sentiamo le considerazioni del medico Pietro Tropeano e dell'infettivologo Massimo Crapis. Abbiamo un indice di positività che si avvicina al 7%, siamo mediamente sul 6,8%. Questo non è un buon dato, è un dato che è cresciuto soprattutto negli ultimi giorni rispetto al 4% che avevamo visto nella settimana scorsa. L'occupazione dei posti letto ancora è il dato positivo, abbiamo meno di 400 posti letto in regione occupati, 391 con 56 posti letto di
rianimazione e terapie intensive e 335 nei reparti medici e pneumologici. Se a questo aggiungiamo che l'RT si mantiene sullo 0,83%, la situazione sembra ancora stabile, però c'è qualcosa che sta venendo fuori. Purtroppo confermo che i dati fanno temere un'iniziale risalita, ovviamente dati che dovranno essere poi confermati nei prossimi giorni, però la possibilità c'è. Anche guardando i dati del Veneto, per esempio del vicino Veneto, che è già in incremento da qualche giorno. Quindi cautela, dobbiamo invitare ad una cautela molto importante, non dobbiamo farci illudere, diciamo così, dai buoni dati intraospedalieri, perché purtroppo, come abbiamo visto le altre volte, l'incremento extraospedaliero poi si tramuta, ai noi, in un incremento intraospedaliero a distanza di una settimana, 10 giorni. E dai nuovi test effettuati è emerso il 26% di variante inglese in Friuli Venezia Giulia, che va, diciamo così, a corroborare l'idea che questi incrementi potrebbero essere ascrivibili alla circolazione di questa variante, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Cambiamo argomento, niente porta a porta con Ciriani sindaco, questa è la posizione del primo cittadino sul fronte della raccolta dei rifiuti a Pordenone. Le opposizioni invece chiedono gli esiti dello studio di fattibilità di Igea e rilanciano l'idea dei bidoncini. Porta a porta, addio. Il progetto a Pordenone finisce direttamente nel cassetto, o meglio nel cassonetto. Se n'era parlato più di un anno fa, ma il sindaco Ciriani non era mai stato convinto. E così, mentre a Udine il porta a porta è diventato realtà, non senza polemiche, a Pordenone, forse anche per quell'esempio, è rimasto tutto sulla carta. E ora che in campagna elettorale le opposizioni di centrosinistra lo ripropongono, il primo cittadino ha voluto definitivamente metterci una pietra sopra, ricordando alle minoranze che nel caso i pordenonesi si troverebbero la città disseminata di bidoncini, con ricadute anche sul decoro. Un'operazione che costerebbe alle casse pubbliche 2 milioni di euro e con l'aumento della tassa sui rifiuti. Ciriani così è netto: se sarò ancora sindaco tutto questo non accadrà, dice. La qualità della nostra raccolta differenziata è già altissima, noi non vogliamo penalizzare i nostri cittadini e nemmeno vogliamo mettere le mani nelle loro tasche aumentando la Tari, conclude. Per l'opposizione, che attraverso il consigliere di Pordenone 1291 Marco Salvador chiede un accesso agli atti per conoscere lo studio di fattibilità di Igea, sarebbe il momento di attuare il porta a porta con esclusione di vetro e umido, anche per evitare l'abbandono selvaggio dei rifiuti, a suo dire molto peggiorato negli ultimi anni con conseguente aumento dei costi. Ancora in tema di ambiente, 14 comuni del Friuli occidentale rilanciano il piano per contrastare l'inquinamento atmosferico anche attraverso una campagna affidata alla matita del fumettista Emanuele Barison. Uniti contro l'inquinamento, 10 comuni del Friuli occidentale, Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo, San Quirino e Zopola, a cui in fase di elaborazione del nuovo piano se ne sono aggiunti altri 4, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano e San Vito, rafforzano il piano d'azione comunale che condividono per ridurre o quantomeno limitare l'inquinamento nei rispettivi territori. Pordenone, capofila del progetto, ha anche adottato ulteriori atti limitando la circolazione in città dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo di ogni anno. Adesso abbiamo infatti dei tavoli di lavoro con gli altri comuni, anche con i 4 nuovi aderenti, per poter fare le domeniche ecologiche che sono state lanciate ancora tempo fa, ma adesso cercheremo di concretizzare. Purtroppo siamo in periodo di sforamento di polveri sottili e continuerà anche nei prossimi giorni perché le condizioni meteo non prevedono pioggia, quindi l'alta pressione ci aiuta purtroppo ad importare anche inquinanti dal vicino Veneto. Ora nei 14 comuni arriva una campagna di sensibilizzazione, Che aria che tira, con un testimonial speciale. Con questo marziano quasar, creato dalle abili mani del noto fumettista e disegnatore Emanuele Barison, ci insegna quali sono i comportamenti virtuosi che dobbiamo attuare nelle nostre città. Verranno declinati con cartoline, manifesti nelle scuole, nelle sedi comunali e in tante altre parti, come gli opuscoli che verranno anche inviati a tutte le famiglie della città, non solo di Pordenone ma anche di tutti i comuni aderenti al piano aria. Parliamo di cultura, torna protagonista la rassegna culturale Legno Vivo che ora fa anche sinergia con l'Ipsia di Brugnera.
Quest'estate il legno tornerà protagonista a Sacile. Dal 1° al 10 settembre la città sul Livenza ospiterà Legno Vivo, la kermesse incentrata sulla cultura musicale ideata dal direttore artistico di Piano FVG, Daniele Fregona, e realizzata con il distretto culturale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Dori De Rio Frasson, con l'apporto del comune e il sostegno della regione. La manifestazione, che coniuga le istanze della cultura green e sostenibile ponendo il territorio sacilese al centro di una rete di buone pratiche esportate anche fuori dai confini regionali, si articolerà tra conferenze, laboratori, esposizioni e concerti. Legno Vivo, rileva l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, ha saputo coniugare scientemente musica, formazione e impresa culturale, sapendo sfruttare le peculiarità del territorio, diventando, continua, un unicum a livello regionale e nazionale. Iniziative che sono state raccolte nel programma del 2021 e unite alle tecnologie diventate fondamentali per realizzare manifestazioni culturali al tempo della pandemia. Fiore all'occhiello sarà la creazione di una speciale camera acustica in legno realizzata con gli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, che resterà patrimonio del territorio. La manifestazione si caratterizzerà poi dalla sinergia tra la tradizione artigiana, con occasioni di esportazione per le piccole imprese, con la scuola, a partire dai laboratori di costruzione strumenti musicali e i corsi di educazione imprenditoriale dell'Ipsia di Brugnera, e dal lancio, da parte del distretto, di un inedito connubio tra musica e scienza grazie alle nuove tecnologie. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domani alle 14 il Pordenone al Tegil di Lignano riceve l'Ascoli. Sentiamo le parole di mister Tesser alla vigilia. Ci serve domani fare una partita importante, dobbiamo rispondere presenti su tutti gli aspetti e dobbiamo veramente essere un Pordenone vicino ai massimi livelli. È una squadra ben compatta, ben organizzata, sono fatti degli innesti importanti anche a gennaio di spessore che hanno dato fiducia evidentemente a questa squadra. È una squadra che se la va a giocare dappertutto contro qualsiasi squadra, quindi mi aspetto una partita bella, aperta e molto intensa. Domani chiunque entri deve essere in grado di far molto bene, non importa chi gioca, importa il Pordenone che faccia bene, tanto ruotiamo tutti, giocano tutti i ragazzi, c'è una grande rotazione, poi inizia un ciclo di 3 partite ulteriormente, quindi quello in meno. Siamo una squadra vera, siamo una squadra di ragazzi che hanno volontà, che hanno grinta, che hanno temperamento, e quindi il giocare un po' di più, un po' meno è relativo, è la voglia di un gruppo di emergere e di far bene. Per questa sera è tutto, l'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna lunedì sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buon weekend.